Buongiorno da Chioggia, presentata oggi la stagione crocieristica 2024, che vedrà arrivare a Chioggia circa 48.000 passeggeri per oltre 30 scali, tutti in modalità home part. Tra l'altro in 2 anni è stato annunciato ci saranno 200.000 euro investiti da Venezia Terminal Passeggeri per la messa in funzione e l'adeguamento del terminal. Nel corso della conferenza stampa la partecipazione del sindaco Mauro Ormelao, di Serena De Perini, assessore alla portualità del comune di Chioggia, di Fabrizio Spagna, presidente e amministratore delegato di Venezia Terminal Passeggeri SPA, di Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, e del comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Chioggia, Ottavio Cilio. E da parte nostra ovviamente va un ringraziamento al Presidente dell'autorità portuale che ha creduto anche nel nostro territorio. Sapete benissimo che come amministrazione comunale anche nel programma elettorale abbiamo ovviamente puntato anche al rilancio del porto di Saloni, quindi pensando proprio alla crocieristica che porta nella nostra città anche un nuovo tipo di turismo che prima non avevamo, quindi sono persone che vengono da fuori chiaramente, che possono visitare la nostra città, conoscere le sue bellezze, mangiare anche dell'ottimo pesce e quindi tutta una serie di attività che stiamo anche cercando di mettere in atto grazie anche poi a tutti i workshop che sono stati organizzati grazie a un investimento dell'autorità portuale. Come assessore all'ambiente anche sono molto contenta e attenta, e questa collaborazione con l'autorità portuale è proficua in questo senso, nel fatto anche che spesso ci chiedono quanto queste crociere possano inquinare, possono avere. In realtà stiamo parlando di navi che sono nuove, di nuova concezione. Abbiamo firmato un accordo di Blue Flag proprio per la riduzione delle emissioni, quindi si cerca di tutelare il territorio assolutamente in tutti i modi. Chioggia si caratterizza per una propensione verso l'axiom, cioè vengono qui 3 compagnie che sono le stesse dell'anno scorso, quindi Azamara Cruises, Ritz-Carlton e Viking, che si confermano anche quest'anno. Quindi sono 3 compagnie, tutte e 3 nel settore lusso, quindi questo è un dato molto importante perché anche per noi a Venezia il settore lusso è quello che porta più benefici poi alla città, perché non porta numeri elevatissimi di passeggeri e sono passeggeri che poi cercano nella città che li accoglie, come dire, tutto quello che la città gli può offrire. E quindi è importante questo perché la ricaduta sulla città di questi tipi di navi, lo vediamo anche a Venezia, è molto importante. Una riflessione parte un po' da quello che sta succedendo nel mondo delle crociere nel mondo, a livello globale. Le crociere sono un settore che letteralmente sta esplodendo, nel senso che c'è una grande ricerca di cose, alcune delle quali noi siamo arrivati, inconsapevolmente prima e consapevolmente adesso ad intercettare. Ci si va alla ricerca di nuove tratte, si va alla ricerca delle tratte più remote, vanno molto di moda i viaggi artici o i viaggi in zone inesplorate, vanno molto di moda i viaggi alla ricerca di comunità locali e vanno molto di moda le navi che appartengono al settore lusso. Di queste macro tendenze internazionali noi siamo stati in grado di intercettarne alcune, e tanto vero che, come avete visto nella presentazione, il tema del lusso è un tema che nel nostro caso è determinato dalla tipologia di naviglio che può ormeggiare a Chioggia. E questo ha determinato la tipologia di infrastruttura, e con infrastruttura intendiamo sia i canali di accesso che i fondali, che le banchine, che il piazzale, ha determinato la tipologia di navi, che in effetti sono navi che hanno da un lato creato un'opportunità, dall'altro anche un pochino alzato l'asticella. Noi l'anno scorso abbiamo messo in campo delle risorse come autorità di sistema, insieme al comune, a tutti gli operatori. Abbiamo realizzato il progetto Chioggia Destinazione Crocieristica, che si è composto di varie attività, tra cui la formazione, ma anche workshop, ma anche tutto un accompagnamento che era finalizzato a
cogliere al meglio l'opportunità che ci veniva offerta.